Amici di QDP News, ci troviamo al Vinitaly di Verona per raccontarvi l'esperienza del Consorzio di tutela del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene di OCG ad una delle manifestazioni enologiche più importanti sul piano internazionale. Oggi parliamo di candidatura di un territorio unico fatto dal lavoro dei tantissimi agricoltori della nostra zona. Sono dei pionieri, questa è l'agricoltura da pionieri, è un territorio plasmato dall'uomo. Guardate, in altri posti del mondo, in altre parti del mondo, un territorio come questo sarebbe pieno di rovi, e qua c'è la determinazione e la voglia di fare dei nostri viticoltori, che hanno creduto alla coltivazione della vite in queste colline quando non si guadagnavano soldi per far vino e quando comunque non era così facile, non c'era la meccanizzazione, anche se ancora oggi è difficoltosa. Quindi Prosecco, patrimonio dell'umanità, porterà ancora di più valore aggiunto ai nostri territori e a seguire ovviamente il grande dossier da presentare anche per il Valpolicella. La diversità del Veneto e della zona della quale ci occupiamo che ha una storia, i segni dell'uomo sono diventati anche segni raccontati dagli artisti. Io ho citato Cima da Conegliano, che in una delle tante sue Madonne alle spalle c'ha il profilo di Conegliano riconoscibile ancora oggi, ed è questa la valenza importante. La candidatura non ha bisogno di dire che venderà ulteriori prodotti, ma vuole far riconoscere proprio alla vendita dei prodotti, al lavoro dell'uomo, una storia. La candidatura a patrimonio UNESCO non è appunto la candidatura del Prosecco Superiore di OCG, ma di un territorio, di un paesaggio, di un saper fare, di una comunità. Credo che debba essere colta questa enorme opportunità proprio per il Conegliano Valdobbiadene per come dire, far conoscere il lavoro delle generazioni passate, perché noi candidiamo un lavoro che ci troviamo fatto, quindi frutto delle generazioni passate, e lo diamo alle generazioni future. Credo che mettere insieme, includere, coinvolgere tutti i soggetti del Conegliano Valdobbiadene inteso come comunità per migliorare, rendere sempre più fruibile questo territorio sia una sfida che tutti quanti siamo chiamati in prima persona a cogliere. Allo stand del Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene di OCG anche i ragazzi della scuola enologica. Come sta andando questa esperienza? Direi molto bene, anche perché è un'opportunità per conoscere nuova gente e aziende di tutto il mondo, quindi direi che per noi è un'ottima opportunità. Cosa chiede il consumatore che viene a visitarvi qui nel vostro piccolo corner? Chiede che vini facciamo e soprattutto se noi ci mettiamo all'opera e quindi se noi lavoriamo veramente nell'azienda, ed effettivamente noi soprattutto del sesto anno ci mettiamo in opera, quindi lavoriamo e seguiamo il processo del vino fino al prodotto finito e all'etichettatura, imbottigliamento e queste cose qui. È un'opportunità per far crescere il territorio, per far crescere le persone e per condividere la cultura. Ci sono delle vie preferenziali, ovviamente, che è quella della sostenibilità e della biodiversità, e l'uso anche e l'impiego e la valorizzazione delle vecchie varietà autoctone sostiene in pieno anche e si allinea con quello che è il progetto di tutela del territorio.